Buonasera da Luigi Falqui. Cagliari, Audace Verona hanno in mano il proprio destino. Il Cagliari vuole blindare i playoff, l'Audace Verona vuole confermarsi matematicamente nella prossima Serie A. Entrambe qui oggi al Palacogna di Cagliari potrebbero festeggiare al termine dei 40 minuti se gli incastri andranno a loro favore nella 21esima e penultima giornata di Serie A. Il Cagliari può naturalmente correre, come abbiamo già detto, la sua partita. Vincendo confermerebbe matematicamente l'ottavo posto ai danni del kick-off grazie ai 3 punti di vantaggio, grazie al favore degli scontri diretti, soprattutto quello dell'ultimo periodo, il 3-2 in casa del kick-off. L'Audace Verona invece guarda a +4 Montesilvano e potrebbe addirittura perdere e permettere a Montesilvano di fare un punto proprio in virtù degli scontri diretti per confermare matematicamente la Serie A. Sorrisi in questo avvio, in questo momento di saluti, però è chiaro che soprattutto fino a quando non si avranno dei risultati chiari dagli altri campi sarà battaglia vera qui in campo. Il 5 tra le squadre, il 5 naturalmente tra gli arbitri li presentiamo subito: Gianluigi Squilletti e Angelo Bottini, cronometrista Andrea Frau. Per l'Audace Verona alle 12 convocate da Andrea Rossi sono ovviamente i portieri Marta Verdù e Lucia Zardini, poi la capitana Luana Putov, Chiara Persiano, Linda Fasani, Melissa e Natascia Barban, Veronica Brutti, Eleonora Zandonà, Federica Ficetto, Greta Maretti e Evelyn Luana Tosetto. Per il Cagliari, che intanto fa la foto di rito, ci sono i portieri Giulia Ricottini e Cristina Carbonitonga, poi Sveva Sofia Ru, così Michel Pellegrini, Simona Reso, Alice Virdis, Anita Furno, Rebecca Cerbone, Filippa Mendes, Cochito Galvez, Federica Tronci e Chiara Dessi. Tutte adesso vicino anche alla panchina dove c'è naturalmente Moreno Giorgi. È un Cagliari che arriva sicuramente con un buon umore, quello dell'esperienza nuova nelle finale di Coppa Italia, un'avventura che è terminata al primo turno contro la Women Roma, ma una partita che è finita in un 4-2 che ha acceso un po' di speranza, anche chissà magari guardando il futuro, perché il Cagliari oggi vuole blindare sì l'ottavo posto ma anche attaccare il settimo, quello occupato dalla Lazio, e in vista di playoff il settimo posto vorrebbe dire affrontare proprio la Roma. Lazio che oggi giocherà in casa con Falconare, poi l'ultima giornata contro il CMB, quindi insomma un calendario sicuramente non semplice. Cagliari che oggi può fare 3 punti senza sottovalutare il suo avversario, poi giocherà comunque una partita difficile in casa del Bitonto, mentre l'altra foto di rito, dall'altra parte invece la Audace Verona è pronta con Evelyn Maretti, c'è Natascia Barban in confronto alle ultime 2 partite dove c'era invece lì la sua sorella gemella Melissa Barban, dietro invece naturalmente Putov, in porta Verdù. Questo è il quintetto dell'Audace Verona, già in piedi, mastica la sua gomma Andrea Rossi, sa che è una partita comunque importante, sa che potrebbe sorridere al di là del risultato, ma la concentrazione è fondamentale per evitare brutte sorprese. Aspetta ancora Verona, il Cagliari invece si carica e adesso si prepara. Vediamo insieme il quintetto, pettine per lo staff del Cagliari, a parte per Giorgi. Ha azzeccato il colore Moreno Giorgi vestendosi di scuro, perché l'Audace Verona è in total white e in bianco, e anche lo staff tecnico del Cagliari, e quindi qualche pittina consegnata. Adesso invece Aresu, Cochito, Pellegrini, la capitana Virdis e Ricottini. Questo è il quintetto scelto da Moreno Giorgi. Tutta la giornata di Serie A, la 21esima, vi ricordo, in contemporanea sul canale YouTube. Intanto è partita, vi aggiorneremo sui risultati almeno delle 2 partite più importanti per le 2 squadre, ovvero la partita di Montesilvano in casa di Soccer Altamura e kick-off in casa contro la Women Roma. Quelle sono le 2 partite principali oggi, ma c'è tutta una giornata sicuramente da vivere. Cochito intanto, il primo accenno di attacco del Cagliari, con Pellegrini che non ha spazio ed è obbligata a retrocedere. Virdis sul mancino, in mezzo poi per Aresu che si incarta in mezzo a 3 avversarie. Recupero con Maretti, momentaneamente a sinistra e poi va a spostarsi a destra.
Verdù vede lo scatto di Putov, palla per la capitana che controlla giù bene, ha reso lì addosso, l'ha rimessa e per la Dacia Verona che ha provato subito a rispondere. Ancora però dobbiamo assistere al primo tiro del match dopo 48 secondi effettivi di gioco. Putov dietro, Maretti lì vicino col mancino e Cuchito a deviare, calcio d'angolo. Occhio dietro in due, sia Barban che Putov. Natasha Barban gioca per Maretti, morbido al lob, fin troppo facile l'intervento per Riccotini che vuole andare subito lunga da Arezzo che va con la testa in avanti, non ha provato a giocare di sponda per Cuchito, ha recuperato palla la squadra di Rossi. Cuchito riesce in una bella schivata che ha permesso al Cagliari di acquisire il possesso. Arezzo, Virdis davanti a lei, Putov, sì da tre capitani. Virdis va a destra, Pellegrini prova a sprintare, andare fino in fondo, l'ultimo tocco è suo, la rimessa con la Dacia Verona. Seconda ottima copertura di Maretti, poi mandata in avanti da Verdù che si è presa quello spazio. Proprio il portiere della Dacia Verona imbastì l'innovazione. In avanti la testa di Arezzo che si rifugia in out. Palla deviata. Ricottini che pensa subito ad andare da Pellegrini. Ancora una palla centrale che gira tanto ma è anche forse troppo morbida per infastidire la Dacia Verona. Che palla invece è questa, leggermente troppo lunga per Natasha Barban. Bella idea, bello il movimento, se l'è cavata il Cagliari con un pizzico di fortuna. Virdis, Cuchito, adesso Pellegrini là davanti, rischia qualcosa la boliviana. Pellegrini, poi bella giocata, c'è Virdis dall'altra parte, vista l'intervento decisivo della solita Maretti. Già 3 volte in chiusura sull'altra fascia. Arezzo, Pellegrini, palo pieno. Primo brivido della partita, poi Arezzo che praticamente spazza, quasi incrocio per Fastin Pellegrini. 15 gol per lei in questo campionato, più 5 rispetto al suo primo anno in Serie A l'anno scorso, non con il Cagliari ma con il kick-off. 15 però i suoi gol come quelli segnati l'anno scorso da Vecchione, la miglior marcatrice delle rossoblù nella pasta stagione. Putov, Barban, c'è Evelyn lì vicino che dice calma, anche perché c'erano gli avversari addosso. Putov, Pellegrini a dar fastidio, prova poi ad avventurarsi da solo a Maretti. Virdis senza buttarla via, lo scambio con Arezzo. Virdis pressata, la palla arriva ad Arezzo che va col mancino ma colpisce male. Altro tiro del Cagliari, questa volta fuori dallo specchio, però subito la palla lunga al volo, non ci arriva Maretti che era rimasta lì pronta proprio a questo tipo di giocata. Ha provato ad andare al volo, non si è coordinata benissimo, ma l'idea secondo me era quella giusta lì. Prima di tutto è difficile stoppare quella palla, poi spalle proprio la palla che arriva e poi anche se riesce a stopparla è l'avversaria incollata. Cuchito stavolta vuole giocare ancora da Virdis, ha già accennato un tiro da lontano Cuchito, subito respinto. Virdis non ha trovato Arezzo e comunque possesso rossoblu, si fanno sentire i tifosi del Cagliari. Cuchito adesso, una palla strana, non l'ha bloccata Verdù che lamenta un dolore alla gamba sinistra.
Non so se è ginocchio. Comunque dà indicazione alle sue compagne. Ancora Pellegrini. Virdis. Ora sul destro. Cerca il primo palo. Non lo trova per poco. La giocata era quella giusta. Le è mancata soltanto la precisione. Altra annata, grande crescita per Virdis. L'anno scorso, il suo primo anno col Cagliari, il suo secondo anno nel futsal, capitana dell'Under 19, poi vice capitana della prima squadra, ma insomma sempre presente in prima squadra. Quest'anno capitana della prima squadra. Per lei anche una stagione niente male, 7 gol in campionato. Giocatrice universale per questa squadra, capace in base ai bisogni di occupare tutte le zone del campo. Ci ha provato Verdù da lontano, le hanno lasciato tanto spazio e alla fine ha scelto di calciare di poco alto. La risposta dell'Audace Verona, che ancora non era riuscita realmente a tirare, l'ha fatto con la sua vice capitana. Intanto errore Cagliari, Maretti arriva ma se la allunga troppo. Tanto negli altri campi già avanti Altamura su Montesilvano. Prima ottima notizia per l'Audace Verona. Barban, Suola, arriva Putov, Maretti, 1 contro 1 con Cochito, l'ultimo tocco è di Cochito. Negli altri campi si è sbloccata anche femminile Molfetta Bitonto, avanti Bitonto 1-0. Occhio intanto al pallone basso, Cochito prima interviene, poi evita anche che il pallone esca, non trova la deviazione. Dunque ancora Possole Verona nei primi cambi. Intanto è entrata Melissa Barban, è entrata Anita Furno dall'altra parte. Fuori Aresu per il Cagliari, fuori invece Natasha Barban per l'Audace Verona. Furno ragiona, va da Virdis. Virdis stavolta sceglie il mancino, la palla resta lì, Putov, poi Melissa Barban. Attenzione a Melissa Barban che vuole andare fino in fondo, è un cost to cost, incrocia addosso Ricottini, poi c'è Filippa Mendes, anche lei è entrata adesso al posto di Pellegrini. Ha provato a sprintare subito, fuori Manetti intanto, dentro Eleonora Zandona. Primo tocco adesso per lei in questa partita. La giocata tra le neo entrate non si è chiuso 1-2 con Melissa Barban. Evelyn Putov prova a muoversi, Zandona, Cucchito dà fastidio. Furno si lamenta per una trattenuta, fischiato dal fallo, provato a lasciare andare Squilletti che era proprio lì. Furno, Virdis, palla che va in mezzo, Mendes e Furno. Il possesso è tornato all'Audace Verona. Verdù ancora in avanti, questa volta non cerca la porta, cerca la sua capitana. Settima stagione con la maglia dell'Audace Verona per Luana Putov. Cochito
Arriva Virdis, l'ultimo tocco di Virdis, dice l'arbitro. Buono l'intervento di Zandona, che parla adesso con Evelyn. Riesce a agganciare invece Barban. Coquito. Mendes si stacca Furno per dare una soluzione. Mendes converge verso il centro, guarda Coquito. Dessi, appena entrata. Affronta subito Putov, Chiara Dessi. Un gol per lei in campionato. Che per lei l'emozione di questa prima stagione in Serie A, ricca di soddisfazioni. Una stagione che si avvicina a un miglior epilogo sicuramente già per l'Audace Verona. In questo momento sarebbe a +5 da Montesilvano, mentre occhio al rimpallo, c'era lì Melissa Barban, l'ultimo tocco del Cagliari. Angolo Audace Verona che non si sta rilassando dopo, credo che sia già arrivata anche lì in panchina la notizia, anzi forse con ancora più spensieratezza sta alzando la testa dopo l'inizio più passivo. Mendes, suola, Coquito, non lascia andare il mancino, gioca per Dessi. Furno. Dessi. Disturbo di Evelyn, troppo in ritardo, troppo irruenta. Spilletti le dice calma. Una munizione verbale per lei. Mendes. Dessi fa qualcosa, Furno le restituisce la palla. Coquito. Poi il destro da fuori di Ricottini, forse più per evitare problemi che per calciare veramente in porta. Zandona. La palla per Putov che va col mancino. Ricottini brava, era uscita la via di mezzo. Posizione che si è rivelata ottimale. Un'altra chance però per l'Audace Verona, che adesso sta facendo meglio rispetto alle padrone di casa. Barban. Meno di 12 minuti all'intervallo, sempre 0-0. Con questo risultato anche il Cagliari sarebbe matematicamente playoff, perché sta pareggiando anche il Kirchhoff, sta invece perdendo la Lazio in casa contro Casa Falconare, quindi sarebbe anche matematicamente dentro la lotta per il 7° posto. Zandona. Ancora Evelyn. Putov. Sempre dalla 77 che rischia qualcosa, però il dribbling riesce. Poi Putov ne ha 2 addosso, ma trova uno scarico pulito proprio da Evelyn. Vuole andare lungo Barban con rischio la pressione di Pellegrini. Il fallo di Pellegrini. Gamba alta. Entrata al posto di Virdis Pellegrini, più offensivo ora il Cagliari
con il suo quartetto di movimento. Però è ancora l'Audace Verona che costruisce, che prova ad attaccare, a rendersi pericoloso. Zandona ha lasciato andare Evelyn, poi quasi tallonata Evelyn, uno sgambetto. Alla fine se l'è cavata il Cagliari che fa di nuovo i cambi. Sono tornate dentro Aresu e Virdis. Mendes intanto, anche Verona è pronta a reinserire Maretti e Natasha Barban. Ancora angolo. Virdis non passa in mezzo a due, si apre una prateria e contropiede Audace Verona con Melissa Barban che dall'altra parte vede Zandona. È una palla brutta però. Che occasione che ha sprecato l'Audace Verona. 2 contro 1, poteva anche calciare Barban. Se l'è cavata ancora il Cagliari che però scricchiola tanto. Mendes sbaglia il cambio di gioco e allora altra chance in avanti con Maretti stavolta. L'Audace Verona appena rientrata deve ragionare, braccata da Virdis e poi Mendes vuole rifarsi. Sbuca anche Natasha Barban, entrambe fresche, conquistano la rimessa in attacco. Maretti. Putov sceglie di tornare indietro. Verdù, ancora la sua capitana a sinistra, ecco il pallone per lei. Mancini a incrociare, Aresu subito in opposizione. Pronta a entrare Urru, mentre in qualche modo non l'ha girata bene Natasha Barban. Ha posizionato male il piede, un'altra chance sprecata dall'Audace Verona. Sono 3 adesso le occasioni importanti per la squadra di Rossi. Sempre 0-0, 9 minuti ancora da giocare in questo primo tempo. Virdis con un altro rischio, adesso il Cagliari ne sta regalando tantissimi di palloni. Natasha Barban fino in fondo se l'è allungata, però mette la rimorchio. Arezzo ci mette una pezza. Prima però time out chiamato non da Moreno Giorgi ma da Andrea Rossi. Il Cagliari è la squadra più in affanno in questa fase, però io credo che, non dico che sia furioso Rossi perché i risultati stanno sorridendo Audace Verona, però insomma ha sprecato delle grandissime occasioni per portarsi avanti. Dall'altra parte il Cagliari comunque non ha molto da sorridere perché il kickoff, almeno per adesso, sta vincendo 1-0 contro la Women Roma e quindi in questo momento sarebbe a -1 e sarebbe tutto in caso di questa classifica al termine delle partite. Sarebbe l'ultima giornata da vivere con il Cagliari a Bitonto. Il kickoff invece è in casa di Ocasa Falconara. 2 partite difficili, però certo Cagliari oggi ha match point abbastanza importante contro la penultima forza del campionato, che però poi ha fatto anche le sue prestazioni importanti, ecco, non contro il Cagliari. L'andata è finita 6-2, tripletta di Pellegrini, aveva segnato Aresu e Cuchito più un autogol. Dall'altra parte invece Natasha Barban e Lona Putov. Per ora comunque 0-0 e 0-0 anche dopo questo angolo. Aresu, Pellegrini, si è vista poco Pellegrini, che è cresciuta tanto fisicamente nel corso della stagione. Uno strappo finora
Un palo pieno preso. Ma in generale, Cagliari sottotono. Buona chiusura per il momento di Barban. Virdis gioca con la suola, scarica da Resu. E poi ancora Virdis. Bella idea per Pellegrini. Natasha Barban quasi in spaccata. Mette fuori. Virdis di prima. Va col destro, la alza tanto. Arrivano stavolta però complimenti da Giorgi, che intanto sta rivedendo la squadra costruire meglio dopo qualche minuto di blackout. La Verona invece dopo il time out ha trovato posto Chiara Persiano, una delle più giovani in campo, le classi 2006. 2007-2008 invece dentro Virdis e Orru. Sta per entrare un altro 2007. Anzi scusate, è Federica Ficetto. Per un secondo pensavo fosse Linda Fasani. Occhio intanto la palla lunga per Maretti, non trovata. Aresu, Virdis, Pellegrini gioca per Orru, non riesce a chiudere di prima l'1-2, difende bene Verona. Aresu, Virdis, Pellegrini forte in mezzo, Verdù che adesso guida il contropiede, addirittura va Verdù tira, non ha visto Maretti, non se l'è sentita di rischiare quel passaggio che però sarebbe stato, se riuscito, determinante. Ma di nuovo la Dace Verona crea i presupposti per il contropiede e poi quando c'è da finalizzare sbaglia. Per la terza volta buona ha sbagliato il passaggio decisivo. Virdis intanto con l'esterno di poco fuori, ha girato tanto e troppo presto questo pallone. Per adesso però entrambe le squadre danno la sensazione di essere lontane dal gol. Maretti, eppure gli spazi ci sono e anche le potenziali occasioni. Non stiamo parlando di due squadre bloccate. Virdis appena entrata, palla per Furno, scavetto per Orru, troppo lungo. Fuori intanto Persiano, torna dentro Evelyn, Ficetto lì ancora che aspetta. E invece si ripreparano Zandonà e Melissa Barban. Natasha Barban ha colpito male. Lei dice deviazione, chiede la deviazione, Furno dice ma guarda che io non l'ho toccata, e anche a me da qua. Mi è sembrato che abbia ciccato il pallone. Poi lì ovviamente magari lo sa anche bene Barban, ma colpisci male la palla, provi in qualche modo a toglierti la colpa e a trovare la deviazione dell'avversario. Virdis, Occhito, ragiona, ne ha due davanti, non se ne parla di andare verso la porta. Mendes, 1 contro 1, Mendes, non c'è però lo spazio, anche lei obbligata poi a cercare una compagna. Virdis con le dita, Verdù, calcio d'angolo. E Virdis la più pericolosa in questa fase. Anche quella che più delle altre cerca la conclusione. Furno, cica anche lei, però è buona per Cocchito, la palla sulla linea salvata, ancora Cocchito! E alla fine il gol è arrivato, Cagliari in vantaggio con la sua 69, praticamente ha fatto strike in 2 a terra per Verona e occhio però a Verdù, lei si è fatta male. Però si è fatta male alla spalla, muove comunque il braccio. Credo abbia proprio colpito il palo Verdù.
l'esultanza rabbiosa di Coquito sul pallone ciccato da Furno, è diventato quasi un assist. Palla prima toccata da Verdù, poi Coquito è riuscito a rimetterci il mancino senza questa volta lasciare scampo alle avversarie. Filipa Mendes. Con questo risultato il Cagliari può permettersi di non guardare gli altri campi, decidere il suo destino e agganciare momentaneamente al settimo posto la Lazio. Mentre il kick-off è ancora avanti 1-0. E ancora avanti 1-0 anche Altamura. Occhio a Mendes, battezzata troppo presto la scelta di Mendes da Verona, e a quel punto Mendes ha avuto la porta spalancata, non ha angolato. Coquito, l'ultimo tocco di Evelyn, angolo. Adesso balla tanto Verona. Tanti piccoli errori che però poi fanno la differenza. Chiama la calma Virdis, chiama l'ordine. Furno, lì vicino a lei, poi Mendes. Mendes prova a metterla in mezzo, sbuca Coquito. E l'ultimo tocco è suo. Se l'è cavata Verona, però Coquito arriva sempre. Buon lavoro anche di esperienza con le braccia di Furno. Virdis 2-0 Altamura intanto sul Montesilvano. Un altro mezzo sorriso strappato alla Dacia Verona. Coquito cambia bene per Mendes, buono il controllo con l'esterno per Coquito, col petto e poi sul più bello la sparata altissima Coquito. Torna dentro Zandona, è tornata dentro anche Melissa Barban. Putov aspetta il momento invece del suo reingresso. Intanto però il Cagliari gioca anche con pazienza. Virdis, Mendes, Coquito. Non arriva sulla palla. Possesso Verona, Verdù chiama a sé Zandona, palla per lei. Zandona. Arriva bene Barban, mezzo a due, l'ultimo tocco è di Virdis. Melissa Barban che resta lì vicino. La palla è per lei, non trova però lo specchio della porta. E poi ha qualcosa da ridire con Zandona, forse non gli è arrivata bene questa palla. Furno è tornato dentro proprio ora De Sé, la palla è per lei. Mendes non punta, De Sé sbaglia il tocco. 3 minuti 53 secondi all'intervallo. Verdù alza troppo, lascia uscire Ricottini, controlla senza problemi anche Furno che è lì pronta già a ricevere. Zandona vuole movimento, viene incontro Barban, adesso è difficile però Furno disturba, la palla esce, buon lavoro del Cagliari stavolta e infatti ci sono gli applausi di Giorgi. Mastica la gomma invece in maniera più nervosa adesso Rossi, fase non semplice per Verona che però recupera palla in maniera regolare con Evelyn che fa anche il dribbling, se la allunga troppo, recupero che ha
tirato fuori qualche protesta, soprattutto dei tifosi, però a me da qui l'intervento è sembrato assolutamente pulito, duro sì, però sul pallone, e quindi assolutamente regolare. Anche stavolta sul pallone Zandona, possesso ancora a Cagliari, Coquito quasi dimentica la palla, la tiene lì col destro, vuole liberare il mancino, è obbligato a giocare da Mendes, eccolo il suo di mancino, Ficetto si oppone, aiutata anche dai tifosi del Cagliari lì presenti, anche qualche parolina per lei. Coquito col destro, c'è stata una deviazione, angolo rossoblu. Coquito forte, Verdù sicura, copre il palo, poi chiama l'attenzione delle sue compagne, vuole qualcuna più al centro. Furno, occhio del secondo palo, dietro invece da Mendes che colpisce ancora Ficetto per la seconda volta di fila. Mendes addosso a Ficetto, questa volta anche con un po' di sfortuna a Ficetto, perché quel pallone sarebbe uscito. Ultimo tocco sempre della 14. Mendes da De sì, ci prova, forza deviazione, rimessa dal fondo. Zandona, Evelyn, pallone fuori. Adesso fase di assoluto controllo per il Cagliari. Il vantaggio è risicato, solo un gol, però dopo il time out il Cagliari è tornato a giocare, ma soprattutto a non regalare i palloni. È una Dace Verona che ha da recriminarsi proprio per non aver sfruttato nessuno di quei contropiedi. Virdis, Mendes, Pellegrini, destro, non c'è compagna pronta. «105 secondi da giocare». Uttoff ha ritrovato posto in campo, Verdù ha scelto la palla lunga, ma tutte e tre, Inizia Barban che adesso esce per Natasha Barban, Evelyn e Zandona avevano fatto il passo incontro e quindi Cagliari attacca. Virdi subito dall'altra parte, ha trovato Coquito, da lì però era molto difficile trovare la porta. Verdù in avanti, sbucata Barban, la copertura di Pellegrini che dà inizio alla nuova azione. Pellegrini vuole andare da sola, poi Coquito bene per Virdis. Virdis ancora, Pellegrini, male come si è girata, allora sfida in velocità, Barban contro Virdis, Virdis tiene bene l'avversaria sotto controllo, c'è l'applauso per lei qua sugli spalti. Virdis subito da Resu, suola Pellegrini, Verdù, un grande intervento e si resta 1-0. Resu ha fatto un tempo a entrare per Mendes che ha quasi trovato un grande assist. Pellegrini ancora, Murata, Zandona, il controllo non facilissimo sul controbalzo, però il possesso è ancora della Dace Verona. 50 secondi. Verdù in verticale, rischia qualcosa Pellegrini prima, ha cercato la porta perché Verdù era ancora tanto fuori, ha colpito male. Una palla che comunque era già scappata. Verdù direttamente alla sua collega avversaria.
Colpo di testa in chiusura di Evelyn, 30 secondi. (3-0) intanto Altamura su Montesilvano. A prescindere da questa partita, la Dacia Verona sta blindando la sua permanenza in Serie A. Altra chiusura di Zandona, 14 secondi. Vince invece ancora kick-off 1-0 su Roma. Roma che per ora ha perso solamente contro il CMB in questa regular season. (8 secondi), l'ultimo attacco. Ecco la Zandona, eccolo il suo mancino sul fondo. 6 secondi allora. Vediamo cosa sceglie di fare Cagliari, mentre colloquio tra Squilletti e Giorgi. Da lontano, deviazione, angolo Cagliari. E c'è una chance, un secondo solo, che passa così, senza rischi ulteriori per la Dacia Verona, che sta perdendo, ma può sorridere. Ma anche il Cagliari può sorridere, perché con questa vittoria ancora da ottenere, naturalmente, sarebbe matematicamente playoff 1-0 finora. Decide Cochito, a tra poco.
Dopo i primi 20 minuti di partita, Cagliari e Audace Verona avrebbero in mano i loro obiettivi. Cagliari sarebbe matematicamente playoff, sarebbe anche settimo in questo momento perché sta perdendo anche la Lazio, e l'Audace Verona sarebbe matematicamente in Serie A, ma ovviamente c'è tutto un secondo tempo da vivere qua e anche negli altri campi in cui si gioca ad Altamura è avanti 3-0 sul Montesilvano. La Lazio sta perdendo, come già detto, 1-0 in casa contro Occasa Falconara, e Kickoff invece sta mettendo il suo, sta mettendo Pepe pressione, vince 1-0 nelle mura amiche contro la Women Roma. Col Palaconia di Cagliari invece è avanti 1-0 il Cagliari col gol di Coquito. Tanti errori offensivi da una parte e dall'altra, per adesso la sta spuntando la squadra di Moreno Giorgi, che all'andata si era imposta 2-6, per adesso è una sfida abbastanza equilibrata perché le occasioni, almeno quelle potenziali, le ha avute, e come. L'Audace Verona ne ha avute anche due importanti sotto porta, non sfruttate, e quello sicuramente è il rimorso fino a qui di Audace Verona, che ancora in campo non si vede invece il Cagliari, che dovrebbe, da quel che vedo, ripartire da Ricottini, Coquito, Virdis, Pellegrini. Non vedo la quinta, che sarà Areso, quindi il quintetto titolare. Vedremo invece come si presenterà adesso. Sta tornando l'Audace Verona con la sua capitana Putov, Natasha Barban, Verdù, Zandona e Evelyn Luana Tosetto. Dovrebbe essere questo il quintetto a giudicare da chi è senza e chi ha invece la pettina. Gli arbitri, vi ricordo, Gianluigi Squilletti dalla sezione di Campobasso, arbitro 2 Angelo Bottini dalla sezione Roma 1, e poi cronometrista Andrea Frau dalla sezione di Carbonia. Nessun cartellino estratto nel corso dei primi 20 minuti, ormai è il tempo solo di divertirci, in attesa dell'ok dei due arbitri per poter riprendere questa partita, in attesa anche degli sviluppi negli altri campi, che chiaramente possono influire anche sulle emozioni, anzi direi soprattutto sulle emozioni in campo. Però insomma, intanto vi dico, mettete un bel like alla diretta di questa partita, condivisione Calcio 5 che racconta gratuitamente tutte le emozioni di questo campionato. Penultima giornata, secondo tempo che inizia con forse anche una traversa scheggiata dal tentativo a sorpresa di Pellegrini, che ha subito scaldato il pubblico. Una dichiarazione di intenti da parte della miglior marcatrice stagionale delle rossoblù, in una partita che vale anche numeri. Il record l'ho già detto, Pellegrini cerca il 16° gol, che vorrebbe dire superare il record di Vecchione della passata stagione. Il Cagliari vuole vincere per arrivare a 25 punti come nella passata stagione, che ha chiuso ottava, quest'anno potrebbe riuscire a chiudere settima, quindi insomma ci sono anche questi dati che chiaramente valgono, e come. Poi nella conta delle cose positive e negative del biennio Giorgi. Intanto la prima risposta alla Verona con Evelyn, tiro alto, protesta di Putov, Bottini da lei a richiamarla, e se non basta la diplomazia esce il cartellino giallo. Non ho capito però da cosa sia nata la protesta di Putov. Riprende adesso il gioco, qualcosa forse da rivedere sull'ultima azione d'attacco dell'Audace Verona. Voi potete tornare indietro, ma prima vi conviene seguire questo attacco interrotto fallosamente e giustamente punito con cartellino giallo. 2 ammonizioni in pochi secondi, questa volta tocca ad Aresu.
Calcio di punizione Verona. Evelyn, Luana Tosetto. C'è Greta Maretti a destra. Vediamo se cerca il tiro invece. Cerca lo schema, l'intervento di Pellegrini, poi non riesce a rilanciare le sue di contropiede. Natasha Barban. Evelyn Maretti. Palla per Barban, un po' troppo lunga. Se l'è cavata Ricottini. Ha risposto presente quando chiamato in causa nel corso del primo tempo. Mai chiamata all'intervento veramente difficile. Una volta invece Verdù essere cavata alla grande. Scavetto intanto, Ricottini lascia uscire. Sta già contando Squilletti. Aresu. C'è Virdis a sinistra, a destra Pellegrini. Adesso Virdis, 1 contro 1 con Maretti. Aresu, finta, di nuovo Virdis, non può andare di prima. Allora Aresu, il tunnel, Pellegrini col tacco, palo. Altro legno contro Pellegrini, sono 2,5. I legni colpiti da Pellegrini, se l'è cavata ancora Verona. Maretti risponde già dall'altra parte, c'è il ritmo in questo avvio di secondo tempo, bene così. Aresu in chiusura. Ancora Maretti, controlla male, poi il rimpallo premia Virdis, poteva addirittura pensare al tiro di prima, un buon controllo, l'avrebbe permesso di calciare col sinistro, invece se l'ha allungata troppo. Virdis scappa via, Virdis ancora a destro, questa volta è una gran parata di Verdù, calcio d'angolo. Buona giocata di Virdis, in spaccata Verdù. 2,5 sono già andati. Pellegrini al volo, diventa una palla comoda per Maretti dall'altra parte per 10 centimetri. Barban non ha agganciato. Soluzione questa a memoria, lei era già lì, quasi senza guardare, Maretti l'ha cercata. Ancora un po' di imprecisione però per la 21. Pellegrini chiusa da Barban. Evelyn 2 contro 2. Maretti col mancino. Maretti stavolta la pizzicata Ricottini e infatti è angolo. Intervento decisivo. Eccola la prima parata complessa della sua partita. Ha risposto alla grande sia a Maretti sia anche a Verdù, che invece si era già fatta vedere con 2 ottimi interventi. Evelyn, lei a battere l'angolo. Dietro ancora Maretti, colpisce male, addirittura credo rimessa laterale. Verona che non ha nessuna intenzione di aggredire alte le sue avversarie, preferisce aspettare nella sua metà campo. Mentre continua ad affondare Montesilvano, adesso sotto 4-0. Possiamo tranquillamente dire che Verona è salva, manca l'ufficialità, però può giocare per divertirsi, per onorare l'impegno. Per onorare soprattutto il suo stemma. Evelyn si gira, prova a scappare a Virdis. Evelyn, l'ultimo tocco suo. E infatti Squilletti conferma. Dentro Furno intanto. È entrata invece anche Melissa Barban per Natasha Barban. Cambio
non l'ho appurato come dovrebbe essere appurato quello che vedrà tra poco entrare Zandonà, immagino, al posto di Maretti. Coquito, Virdis, Coquito, Virdis, Pellegrini, Coquito, la palla non ritorna a Pellegrini, Maretti, l'idea è anche buona, ma con la finta ha ingannato anche se stessa. Adesso ancora però Maretti, mentre aspetta il suo momento Zandonà. Maretti con una bella idea, vede un fallo di mano, lo vedono anche i due arbitri. Di nuovo punizione, una posizione interessante. Più o meno la stessa, forse leggermente più arretrata. No, credo stesso punto rispetto al fallo di Areso. Intanto sono due i falli commessi dal Cagliari quando sta per chiudersi il primo quarto della ripresa. Ancora 15 minuti pieni di gioco effettivo. Maretti, forse prima di uscire, Maretti, Ricottini chiude le gambe, chiude la porta. Barban, quindi scusa Maretti di non essere arrivato in tempo, il cenno di intesa tra le due, dentro intanto Filipa Mendes, per adesso fuori Coquito. Virdis, Furno, la pressione su di lei non permette a Evelyn di ripartire, ma deve rinunciare al possesso. Evelyn, Maretti si inserisce, Evelyn vuole sfondare sulla fascia, Furno protegge. Un Cagliari, quello del secondo tempo, che sembra aver preso tutte le misure al suo avversario, sta chiudendo sempre molto bene, sta concedendo quasi nulla. Solo l'occasione vera con Maretti e la grande parata di Ricottini. Il Cagliari intanto è entrata, sveva Orru, Furno forse blocca la palla che poteva essere per lei. Furno ancora, cerca la porta, Verdù in due tempi. Putov, Evelyn lì vicino, solita idea, solito scavetto, scontro con Orru, chiede scusa Orru. Ancora il duello tra le due, brava Orru, lavora anche col corpo e poi a scaricare per Furno. Virdis, Furno, vediamo se riprova il tiro, no. Mendes, Virdis, Orru, si gira e la mette fuori. Poi palla troppo lunga ancora per Barban. Virdis, Mendes, Virdis, anche Furno partecipa alla manovra, scappa poi avanti, Orru invece non tiene la palla. Provata solo a Maretti, Maretti, bella giocata, Maretti col palleggio, poi l'alza troppo, bella giocata, è mancata la parte più importante. Tanto Lazio 1-1 con una cosa Falconara e kick-off 2-0 sulla Roma. In questo momento quindi Cagliari ottavo,
A -1 mentre Oka Mendes, che poi lamenta una piccola botta alla caviglia, tutto ok però. Putov. Zandona per la corsa di Maretti, alla fine è entrata Zandona al posto di Evelyn e sta per tornare dentro Natasha Barban. Maretti, Barban, Maretti, Putov per Melissa Barban che prova a spingere sulla destra, la porta fuori, doppio cambio Dessì, Coquito dentro e dentro anche Natasha Barban. Al posto di Putov però le due Barban, le due gemelle adesso insieme dentro il campo. Mendes, Furno, Dessì, Coquito prova a passare, c'era poco spazio, la palla ancora non è uscita e alla fine l'ultimo tocco di Natasha Barban porta a casa il massimo Coquito e c'è già lì vicino Dessì che vuole andare subito. Buona posizione firmata Natasha Barban e Zandona. Restano lì, adesso c'è anche Melissa Barban. Coquito vuole andare verso Dessì, ancora Coquito. Mendes di mancino, non la tocca poi nessuna. Il gioco riprende dalle mani di Verdù. La palla in qualche modo è arrivata a Natasha Barban, l'ha capito troppo tardi. Troppa poca freddezza però della Dacia Verona dentro l'area avversaria. Coquito, quella è la match winner di questa sfida. Facile lettura di Verona che prova ad andare verso Maretti. Che intervento di Coquito. Adesso siamo un po' alla sveglia, carica le sue compagne. Maretti sarebbe stata da sola verso la porta. Si disturbano le due Barban. Melissa si propone a destra, Zandona gioca vicino da Natasha. Maretti. Ancora Melissa Barban vuole fare da sola, non passa su la solita Coquito, piccoletta ma gigante in questa fase della partita. E sì, Filippa Mendes. Coquito prova ad andare col dribbling, ancora Coquito, gioca con la suola in mezzo a due, l'ultimo tocco e di Verona. Altro ottimo lavoro di Coquito che non sta sbagliando niente nelle piccole cose adesso. Piccole vittorie, chiamiamole così, quelle di Coquito, fondamentali perché il punteggio è di 1-0. Mendes intanto, la conclusione centrale, Verdù forse la vede all'ultimo, però il centrale può intervenire diciamo facilmente. Poi anche mimato il gesto, quasi come se lei in verità avrebbe voluto bloccarla, invece l'ha solo respinta. Poi palla non buona per Coquito, i cambi della Dacia Verona. Mentre imposta la pace
La Barbane di sì. Forse una discussione accesa tra le due, o comunque non proprio con toni pacati, non si è visto. Bisognerebbe rivedere quello che è successo. Comunque, i cambi. Tornata dentro Evelyn, tornata dentro Ficetto per la prima volta nel secondo tempo, dentro anche Persiano. Persiano che adesso prova a contrastare Coquito, che invece lavora col fisico, porta a casa un'altra rimessa, porta su la sua squadra. Che lavoro di Coquito! Il Cagliari è entrata invece a Resu per Furno. Pellegrini aspetta il suo momento. Mendes male. Difficile impattare quella palla col piatto come ha provato lei. Infatti non un grande risultato. E la partita resta in bilico. Partita che Cagliari è obbligato a vincere se vuole giocare l'ultima giornata con i playoff già in tasca e provare poi a strappare il sistema opposto alla Lazio, che in questo momento rimarrebbe davanti di un punto. E poi trasferte complicatissime, perché Lazio in casa dell'CMB, Cagliari in casa di Bitonto, la prima e la terza forza del campionato. Coquito, liscio di Aresu, meno di 9 minuti ancora da giocare, come dice il tabellone. Ficetto mette giù bene col petto, poi lo scarico da Persiano. Evelyn, Ficetto, Suola, Evelyn. Aresu chiude centralmente, anche Pellegrini che mentre è entrata Aresu alla fine chiude al lato. Per la Dolce Verona invece ribaltare il risultato che al Palaconia potrebbe voler dire agganciare il 10° posto. Ha provato dalla distanza la squadra di Rossi, ci riprova stavolta Aresu, è suo l'intervento, poi Pellegrini vince il rimpallo, la tiene in campo, si gira, ne ha due addosso, altro rimpallo, Pellegrini fino in fondo, fuori. E vuole ripartire subito Verona, ma il Cagliari aveva già rinculato, aveva già trovato le posizioni. Bella giocata di Coquito, solita giocata di Coquito che guida il contropiede. Bene per Pellegrini, adesso una grande chance per Pellegrini. Il ginocchio di Verdù le dice di no. Però fatemelo dire, tutto è andato ancora una volta dalla giocata di Coquito, che non si è fatta prendere dall'irruenza dell'intervento, capito di volersi girare, l'ha fatto e poi ha guidato il contropiede. Intanto anche Mendes col destro deviato, angolo Cagliari che ci prova ancora, che ha bisogno del 2-0 per trovare un po' di tranquillità. Coquito, Mendes, l'ultimo tocco è suo. Tanto la Roma ha accorciato sul kick-off, 2-1. Zandona, tocca a lei, ma Virdis le impedisce di spostarsi da lì. Errore di Pellegrini, attacco del Verona dunque. Evelyn Ricottini, Aresu, Pellegrini ha un po' di spazio, aspetta, ragiona, adesso è addosso Natasha Barban. Sta per entrare Greta Maretti. Virdis, Coquito, Pellegrini, la palla che rimpalla, Aresu, Scafetto, Coquito dietro, tutto molto complicato. Chiusura di Barban e nuovo possesso Cagliari.
Virdis, il lavoro col fisico di Coquito. Spazio per Veronica Brutti. Barban, Putov, Barban addosso a Pellegrini. In fondo, bella giocata di Evelyn. Se l'è cavata Ricottini, c'era un agguato Brutti dall'altra parte, Aresu col mancino, ci ha provato subito, un po' svirgolato. Sei minuti e mezzo ancora. Putov, Barban, Evelyn, Putov, si muove Brutti là davanti. Può valere anche un po' di esperienza per liberarsi dalla marcatura stretta finora di Aresu. Aresu addosso a Barban, quando però la palla era già uscita e forse aveva colpito in verità Squilletti. Comunque time out. Vediamo allora i risultati degli altri campi, perché proprio in questo momento ha pareggiato la Roma sul kick-off e quindi anche con il pareggio il Cagliari sarebbe forte della matematica per i playoff, grazie alla vittoria ottenuta al ritorno in trasferta dopo il pareggio qui al Palaconia. Mentre dovrebbe essere finita femminile Molfetta Bitonto 2-4, 1-1 ancora Lazio Falconare, quindi Lazio ancora al settimo posto, 5-1 Soccer Altamura su Montesilvano e 3-5 tra Tiki Taka Francavilla e CMB che vuole chiudere la regular season con sole vittorie, ma la stagione di sole vittorie per quella che si è presentata ai blocchi di partenza come la stragrande favorita. E fino a qui sta rispettando pienamente le premesse, l'ha fatto anche in Coppa vincendo dopo aver sofferto un po' ai quarti di finale, poi però semifinale e finale insomma vinte abbastanza agevolmente. Sembra che nessuno quest'anno possa ostacolare una vittoria della squadra che ha investito di più. Poi non basta solo metterci soldi, non basta solo portare le giocatrici, bisogna anche poi far funzionare tutto e l'hanno fatto molto bene da quelle parti fino a qui. Tanto il gioco è ripreso, sempre 1-0, Brutti di nuovo fuori, entrata di nuovo Zandonace, Melissa, Barban, Evelyn e Putov, con chi l'avete già vista in azione, dentro anche Virdis, Mendes e Furno. Questi quartetti di movimento intoccate, invece diciamo intoccate entrambe, sia Ricottini che Verdù, ma Verdù adesso sempre il cambio con Mareti, vuole attaccare a pieno organico l'Audace Verona, ecco la Mareti. Evelyn, Putov, Evelyn, adesso ragiona ovviamente Verona, deve difendere con pazienza e intelligenza il Cagliari, pazienza e intelligenza che però deve avere anche Verona, perché è un gol da recuperare almeno per strappare un punto. E quasi arriva l'occasione, Maretti, eccolo il gol di Maretti, ma è fallo. Gol annullato da Squilletti. No, il gol è buono, dice.
Spinelli è indicato infatti verso la metà campo, però il fischio ha ingannato un po' tutti l'intorno. Maretti, prima azione ben congegnata, l'aveva sfiorato benissimo con quel palleggio. Durante il secondo tempo ne ha trovato uno più facile ma altrettanto importante, ed è un gol che complica tantissimo la sfida al settimo posto con la Lazio, ma in questo momento non rovina, diciamo, la festa al Cagliari, perché anche il kick-off sta pareggiando. Anzi, sta vincendo in questo momento la Roma, e quindi Cagliari che respira di più, anche se il pubblico naturalmente di casa vorrebbe la vittoria oggi. Coquito, Virdis, occhio a funo dall'altra, Virdis doppio passo fino in fondo, Coquito adesso prova a metterla, la palla non passa, prova a lanciarsi in velocità, Barban, scivolata, Mendes ha colpito il pallone. Indicazione di Giorgi. Filippo Mendes penso volesse un fallo, ma insomma almeno questo ho capito, però Barban le frana addosso perché lì è andata in scivolata sulla palla in maniera pulita, però poi perché se ne è scivolata l'avversaria ti frana addosso, insomma, quindi chiedere lì il fallo non aveva molto senso, se ho capito bene io. Putov, 4 minuti, può succedere di tutto, c'è un rischio adesso enorme. Coquito tiene il pallone in campo, se la cava Verona. La chiusura di Zandona, stava per combinare la frittata, anche perché Maretti è lì ancora con la casacca da portiera, pieno, organico. La Dacia Verona anche in parità, la vuole vincere questa partita, non ha nulla da perdere la squadra di Andrea Rossi, e lo dimostra con questo atteggiamento. Bene anche per lo spettacolo. Eccola Maretti, va a metterla in mezzo, Furno interviene, la palla rotola ed è angolo. 3 minuti e mezzo. Furno, la porta è vuota, Furno non ci pensa, o forse desiste perché aveva 2 avversari addosso. Mancino di Zandona, Ricottini col piede, Mendes prova a evitare di regalare una rimessa e alla fine ha ragione lei. Virdis, già tornato a Verdù, dall'altra parte bella palla per Mendes, arriva di nuovo Virdis, Verdù, la palla è ancora buona, Coquito è andata col destro e ha colpito male. Doppia chance Cagliari, 3 minuti e 2 secondi da giocare, 1-1 al Palaconia. Eccola la palla a Verdù, che va subito col lancio lungo. Cottini, vediamo se risponde. No, non ha cercato Pellegrini. Fallo di Putov, primo fallo commesso da Verona nel secondo tempo. Ancora invece a 2 il Cagliari. Coquito, altra sterzata, Mendes, Virdis, Coquito di prima, fuori. Altra chance, anche se stavolta non era facile, perché se anche inquadri lo specchio poi l'avversario davanti, non so se la palla ci arriva in porta. Mendes, da Pellegrini, Virdis, difende Verona. Virdis, poco spazio dall'altra parte, stava arrivando Mendes, un pelino in ritardo. Vuole rispondere anche il Cagliari col portiere in movimento.
sarà Resu, mentre Verdù regala, Pellegrini gioca subito, chiamato il time out da Giorgi, che aveva già chiamato, non si aspettava questa potenziale occasione. La risistema tatticamente nel finale, 2 minuti 14 secondi, entrambe le squadre a caccia di un gol, ci stanno provando. Negli altri campi continua a pareggiare la Lazio, continua a perdere Montesilvano, continua a perdere anche il kick-off. Questi 3 risultati più importanti per le 2 squadre qui presenti. Molfetta invece ha già ufficialmente perso e quindi Verona -2 da Molfetta e potrebbe agganciarla se riuscisse nello scherzetto alla Cagliari. Certo che dopo il 2-6 dell'andata anche solo pareggiare non sarebbe male per c'è Verona, che nel girone d'andata ha fatto solo 2 punti e li ha fatti in trasferta, pareggiando in casa del Montesilvano, in casa del Tiki-Taka, poi la vittoria in casa del Montesilvano e il pareggio contro Molfetta invece sempre in casa. Questi i 6 punti raccolti in stagione da Verona, che oggi sta provando a trovare il 7º. Virdis intanto, flipper che favorisce Maretti, prova ancora a spingere Maretti, che ne ha ancora. Tanta corsa, tanta generosità di questa giocatrice, soprattutto giocatrice di testa. Una gran partita dal punto di vista posizionale, mentre Coquito chiede una deviazione. Non sono d'accordo gli arbitri. Coquito però intercetta subito, il possesso è rossoblu. 1 minuto e 40 secondi, gli ultimi 100 secondi attivi di partita. Virdis per Mendes, Verdù ancora, Mendes, il rimpallo, Verdù poi vorrebbe il fallo, gioca subito invece per la solita Maretti che sprinta, la tiene in campo. Maretti stavolta con egoismo ha cercato la doppietta, secondo me neanche ha visto, non ci ha proprio pensato al fatto che la sua capitana era lì con la porta sguarnita davanti. Sale il grido forza Cagliari, Verona attacca invece, ha avuto la chance del 2-1, forse ne ha un'altra, sempre con Maretti, e col destro è più imprecisa, non è come col mancino. E il Cagliari si prepara ad attaccare. 80 secondi, Filippa Mendes, Cucchito, Pellegrini dall'altra parte, trazione anteriore il Cagliari con Pellegrini che controlla, Pellegrini prova a sfondare, Pellegrini, Verdù, Mendes di forza, è mancata però la precisione. 65 secondi adesso, altra palla lunga per Evelyn, Ricottini può già lanciare la corsa di Coquito, addosso a lei il recupero preziosissimo di Melissa Barban. Pellegrini, Aresu, attacca in 5 il Cagliari, Mendes, 50 secondi, Coquito, palla regalata, la porta è vuota, si immola Mendes e salva su Evelyn. Torna Ricottini tra i pali, 44 secondi, la pressione su Barban che la mette fuori, l'ultimo attacco, forse l'ultimo attacco, dipende da quanto tempo prenderà l'azione. Uno degli ultimi attacchi, dai, è del Cagliari. Virdis, bella palla di ritorno a rimorchio del Pellegrini, fermata, ancora Virdis che era ben appostata. Aresu rischia ancora, poi Maretti, Mendes, la palla non è uscita, attenzione, adesso sì, però c'è Aresu a coprire la porta, non Ricottini. Aresu può usare le mani e adesso rilancia in attacco con Mendes. 15 secondi, siamo veramente alla fine. Virdis, Aresu, giù Mendes, fallo.
Punizione nel finale. Sette secondi. Il kick-off ha perso il Cagliari G Playoff. È finita anche Altamura Montesilvano, Verona è già salva. Sarà comunque festa tra 7 secondi, ma si decide la partita. Entrambe stanno lottando come due pugili perché la vogliono vincere. All'ultimo round, prima del suono della sirena. Ferma tutto Bottini. E mentre la Lazio sta pareggiando e conservando il settimo posto. Cocchito, Murata, Pellegrini, 5 secondi e angolo. Palla alzata da Resu, destro, Virdis, Verdù, o col braccio o col corpo, sicuramente col cuore. Il portiere di Verona, un secondo, forse un tiro, forse è finita. Serve rapidità e poi fortuna. Deve stringersi invece Verona, che almeno il pareggio lo meriterebbe per quello che ha fatto. Eccolo il pallone che va sul fondo. Così come scivola via questa bella partita con soli 2 gol, però combattuta fino alla fine. L'applauso lo meritano sia il Cagliari che la Dacia Verona, perché gli obiettivi sono andati in porto. Il Cagliari è matematicamente ai playoff e sicuramente ottavo. Tra 7 giorni lotterà per il settimo posto nella trasferta complicatissima a Bitonto. L'Audace Verona si stringe nell'abbraccio perché ha confermato la sua presenza in Serie A e ci sarà anche l'anno prossimo. Al centro c'è già la terna degli arbitri, 2 arbitri più il cronometrista per richiamare le squadre al saluto. Da una parte Cocchito, dalla parte Mareti, i gol che decidono questa sfida. Ultime immagini dunque che vi trasmettiamo, grazie naturalmente alla regia, al nostro Alberto Tusini, grazie anche da Luigi Falqui. Termina in parità l'ultima della regular season al Palaconia di Cagliari, per il Cagliari che tornerà qua soltanto per il primo turno dei playoff o chissà magari anche oltre. Da Luigi Falqui è tutto, buona domenica.